Margherita Giubilato, 16 anni, attaccante. Oh, make me over. I'm all I wanna be. I walk and study in demonology. E gioco a calcio da 10 anni. Sono a Padova da 2 anni e mezzo. Ho scelto Padova perché volevo cambiare aria e misurarmi comunque con ragazze che comunque erano un po' più forti rispetto a dove giocavo io prima. Ho iniziato con la Primavera, ho fatto 1 anno e mezzo con la Primavera e lo scorso campionato, verso la fine, sono salita con la prima squadra. Mi sono appassionata al calcio grazie a mio fratello, andavo a vederlo, i miei genitori mi portavano sempre alle partite e da lì ho iniziato. Mio fratello ha 22 anni, gioca ancora con la squadra del mio paese, il Martellago. Una cosa che invidio un sacco a lui è che non molla mai, anche quando si butta giù. Mia mamma e mia nonna vanno a vedere mio fratello e seguono mio fratello, invece mio papà viene a vedere me giocare. Mi ispiro a Kaká ai suoi tempi d'oro, per la velocità con cui faceva i dribbling e tutte quelle robe lì. I miei pregi in campo, sicuramente penso sia la velocità, e un mio difetto è quello che ogni tanto perdo un po' la testa e mi butto giù e non dovrei. Sì, ci sono sempre quelli, anche compagni di classe, comunque i maschi soprattutto, che ti dicono ma è uno sport per maschi, ti prendono in giro. Poi però ti vedono giocare, spesso rimangono senza parole, perché pensano che si riescono a farlo solo loro. Poi ci sono le femmine che sono tutte schizzinose e invece poi ci siamo noi che giochiamo a calcio. La compagna più casinista penso sia Marianna Fabruccio, perché non ha un dritto con la ragazza, cioè ha certe uscite anche durante l'allenamento che solo lei penso. La compagna più seria è Sara Mirei e anche il capitano Alessia Mazzucato. Le compagne più forti secondo me sono due. Tecla Pettenuzzo e Claudia Ferrato, che quando è in giornata devi sparargli per fermarla. Tecla quando non perde la testa è veramente forte, penso sia una dei difensori più forti che abbia mai visto, per il fatto che comunque ha un sacco di tecnica e il bello che mi piace di lei è che prende palla, sale, ha un sacco di personalità. La compagna secondo me più simpatica è Chiara Serain. Allora, è successo, non mi ricordo quando, venerdì scorso, mercoledì scorso, in cui hanno bullizzato il capitano. È stata Silvia Rapesi e Chiara Serain, hanno preso il capitano e l'hanno letteralmente buttata dentro il cestino. Allora, quando siamo già entrate, quando l'arbitro fischia per il saluto, io batto sempre le mani guardando a sinistra, a destra, poi vado indietro e guardo a sinistra e a destra. E poi prima di iniziare la partita sputo sul campo avversario, non so perché. È un rito ormai, quindi non posso farci niente. Ho fatto la scommessa con mia mamma. Allora, la scommessa è fine campionato, se arriviamo prime, lei mi paga una cena. Invece se arriviamo seconde, terze o così via, gliela devo pagare io, quindi devo per forza vincerla. Io sono convinta che questa squadra può arrivare prima. So che abbiamo delle potenzialità e comunque manca tutto il girone di ritorno. Cercheremo di fare sicuramente di uguagliare il primo e di fare anche meglio, perché sicuramente c'erano certe partite in cui non meritavamo il pareggio, non meritavamo di perdere. Tra 10 anni mi vedo in Serie a vincere magari il campionato e giocare in Champions League. Purtroppo studio, mi tocca perché non mi piace andare a scuola. E turistico, ho cambiato quest'anno e faccio turistico a Milano. Allora, finora ho segnato 7 gol e vorrei arrivare perlomeno a 15, penso. C'è tutto il girone di ritorno, almeno altri 7, spero di farne. L'ultimo gol lo dedico a mia cugina, che gioca nel Marcon, per dirle che ne farò uno anche a loro al ritorno.